Bentrovati, il nuovo appuntamento di Die Pro Die. Oggi parliamo di bellezza, parliamo con una nostra amica che si chiama Noemi. Ciao Noemi. Ciao Paul, buonasera a tutti. Si è parlato tanto delle bellezze in Sardegna, è Miss Italia, è Miss Teenager, però c'è anche Miss Mureto. Tu hai vinto le selezioni regionali di Miss Mureto, quindi sì. Dove andrai adesso? Che farai? Che succederà? Partirò per Alassio. Per Alassio, e che farai ad Alassio? Le nazionali. Cioè, che ti faranno fare ad Alassio? Ad Alassio ci sarà una sconfitta con le altre ragazze, saranno più o meno 105 ragazze, dovremo arrivare alle finali 24 ragazze. E queste 24 ragazze che faranno una volta arrivate alle finali? Il 26, cioè ci saranno direttamente le finali, da 24 scaleranno a arrivare alla prima Miss Mureto nazionale. Bomb ass pussy, oh, you got the bomb. I know you got it, bomb. Oh, you got some bomb ass pussy, bomb. I know you got the bomb pussy. What you doing? Nothing chillin' at the Holiday Inn. Me and my peeps, won't you bring 4 of your friends? Feel on each other and sip on some hen. One thing leading to another. 24 ragazze, lei non è arrivata prima purtroppo, ma ha vinto comunque un concorso all'interno del concorso stesso di Miss Mureto. Sì, Moda Sposi Italia. Quindi ora ti ritoccherà ripartire, ma sempre ad Alassio o si cambia città? No, si cambia città, meno male. Perché non ti piace Alassio? No. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. E dove andrai? Ferrara, Che bella! bellissima Ferrara. Andiamo a scoprire quali sono i sogni di Noemi, i sogni nel cassetto. Lo scopriamo insieme. You say one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, leaves you baby if you don't care for it. Cosa ti aspetti poi da questa avventura? Mi aspetto di proseguire ancora per la moda. Quindi vuoi continuare comunque con sfilate, perché tu già sfili, vuoi continuare con la moda, questo è il tuo sogno nel cassetto? Sì, questo è il mio sogno nel cassetto. Ora siamo agli inizi, un pezzo si è avverato, l'altro manca, vediamo. Adesso vediamo che succede. Cara Noemi, la domandina che io ti voglio fare poi ma è vero che poi quando stavate in giro per le selezioni, quando stavate in camera, ogni tanto arrivava un operatore a rompervi le scatole quando eravate completamente struccate, che vi stavate alzando dal letto, è vero o no? Sì, è vero. La mattina, un giorno, la mia compagna non mi ha avvisato, così di soprassalto arrivano i cameraman, io pertanto ero in bagno, uscendo dalla doccia ho fatto in tempo a mettermi le mutandine, la magliettina e si apre la porta. Non era lui questo brutto, no? No, no. Era peggio. Peggio. Di più. Di più. Più di lui. Più di lui. Ma no. Sì. Vabbè, e perché poi questo? Per conoscere le vostre reazioni? Questo per conoscere le nostre reazioni, il nostro viso, come al nostro risveglio, però ci è andata bene. Too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, Le mie misure. Le tue misure? Non le posso sapere a memoria. Come non puoi sapere a memoria le misure? Ma devi saperle! Una modella deve conoscere le proprie misure. Va bene. S 47. Non è vero. 40. Età. 18. Sogno nel cassetto, l'abbiamo già detto? Fare la modella? Sì. Ma i tuoi genitori che ne pensano di questa avventura? I miei genitori sono stati d'accordo dall'inizio perché non è la prima volta comunque che faccio sfilate, è già dall'età di 14 anni.
che porto avanti, cioè, il mio sogno nel cassetto. Quindi mia mamma è d'accordo, mio padre idem. E i tuoi amici che ne pensano? Tranne mio fratello però, Ah, tuo fratello non è d'accordo, è geloso? Geloso, gelosissimo. Anche il mio fidanzato è geloso. Ancora di più? Certo. Lui che dice il tuo fidanzato? Tu pensa Pole che mi ha portato sino ad Alassio e poi è venuto anche a riprendermi ad Alassio. Cioè non ti ha mollata sola neanche un attimo? No, Ma il suo pensiero qual è? il suo pensiero è, secondo me, ha paura di perdermi. E tu che gli hai detto? Che non si deve preoccupare. L'hai rincuorato? Sì. Sei innamorata? Sì, parecchio. One love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Tuo fidanzato è geloso, ma i tuoi amici invece che ne pensano? I miei amici sono felici, sono contenti. Sono contenti. Sì, sperano che io continui. E comunque tu possa esaudire il tuo sogno nel cassetto, cioè quello di far successo, quello di diventare una top model. Sognano comunque, cioè, in pratica per il bene che mi vogliono, sperano che io porti avanti il mio sogno nel cassetto. Bomb ass pussy. Ooh, you got the bomb. I know you got it, bomb. Ooh, you got some bomb ass pussy. Bomb. I know you got the bomb pussy. What you doing? Nothing chillin' at the Holiday Inn. Me and my peeps, won't you bring 4 of your friends? Feel on each other and sip on some hen. One thing leading to Oggi ci siamo fatti una bella chiacchierata con Noemi, ancora una volta noi auguriamo la buona fortuna per questa avventura e speriamo che un'altra sarda porterà della Sardegna in giro per l'Italia. Speriamo. Abbiamo parlato dei tuoi progetti per il futuro. Sì. Io proporrei, visto che ormai siamo in chiusura, anche un bel progetto per il presente. Per il presente? Io proporrei un bel caffè insieme, andiamo? Andiamo. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Un bel caffè insieme così mi racconti ancora. Sì, ora proseguiamo. Die pro die. In collaborazione